Buonasera a tutti gentile pubblico, con le immagini ci troviamo quest'oggi alla Rotta per seguire insieme questo campionato regionale, campionato toscano riservato alla categoria amatori WISP e in memoria del quinto trofeo del mattone qui alla Rotta in località di Pontedera, gara organizzata dall'AS La Rotta 2006. Come vi ricordavo, campionato toscano valevole per la categoria amatori WISP, categoria che riguarda le suddivisioni dalla 1 fino alla 6 e poi le donne, che vedrà i partecipanti di oggi ben oltre i 200, coloro che hanno partecipato a questa manifestazione qui oggi e che prenderanno il via sulle strade della Rotta. Ricordavo le partecipazioni da parte delle varie categorie e si schierano in questo momento sulla linea di partenza e prendono il via le categorie della 1 e la 2, in seguito saranno le categorie della 5 a 6 e donne, per poi seguire la categoria 3 e infine per concludere questa giornata sportiva di ciclismo anche la categoria A4. I corridori di questa gara oggi devono affrontare un giro di 28 km che per quanto riguarda le categorie A1, A2, A3 A4 i chilometri complessivi saranno 84, mentre per la 5, la 6 e le donne i chilometri saranno 56 km totali. Siamo già nelle prime immagini molto attive di questa corsa relativa, ricordiamolo, alla gara delle categorie A1 e A2 e troviamo davanti per ora con il numero 106 Nesti, con i 37 Cecchi, con i 117 Simoni, con i 130 Colombini, un pochino più attardato, un distacco di 10 metri per il numero 112 Citti che si sta riportando sul quartetto al comando. Adesso passa un altro corridore un pochino più staccato con il 121, troviamo Rocchi, mentre transita il gruppo in questo momento a più di un minuto di ritardo dai 4 di testa e poi da Rocchi che sta cercando di rientrare su coloro che sono al comando, quindi ritardo interessante quando siamo al primo giro di questo campionato toscano, ricordiamolo, categorie A1 e A2, 1 minuto e 10 il ritardo del gruppo su, ricordiamoli, Nesti, Cecchi, Simoni, Colombini. Poi avevamo un Citti che era rimasto un pochino più attardato e un Rocchi che era appena uscito dal gruppo. Vediamo gruppo che comunque sta salendo su per Santa Maria a Monte cercando di andare a riprendere, vediamo sempre i 4 fuggitivi, quindi vuol dire che Citti non è riuscito a rientrare davanti, gruppo che sta cercando di rientrare, di riportarsi sui 4 attaccanti di giornata. Non c'è grande accordo, sono sempre scatti e controscatti quelli che interessano coloro che sono rimasti al di fuori della fuga. Provano ad uscire alcuni esponenti, si forma un duetto in questo momento, gruppo che sembra fermo e vedremo quando siamo già al chilometro 37. Abbiamo visto De Lorenzo e Boggia che avevano provato ad uscire in quel momento dal gruppo, ma niente da fare, sono sempre i 4 al comando in questo momento quando ci avviamo verso l'ultimo giro che caratterizza questa prima prova del campionato regionale valevole per le categorie A1 e A2, quindi sempre i 4 davanti, Nesti, Cecchi, Simoni e Colombini che passano in questo momento sul dirizzone di arrivo, fra poco passeranno anche sotto il traguardo con il suono della campana e quindi ultimi 28 km per questi 4 corridori che hanno caratterizzato tutta la gara relativa alla categoria 1 e A2, partiti al primo giro già prima dell'asperità del Santa Maria a Monte, che hanno in questo momento 1 minuto e 5 secondi di vantaggio. E vediamo adesso con il numero 124 Pellegrini, insieme a lui anche il 110 Talia che anticipano il gruppo in questo momento di 50 metri, stanno cercando di riportarsi sotto gli attaccanti. Ricordiamolo, con il numero 110 Italia e con il 124 Pellegrini anticipano di una cinquantina di metri il gruppo. Adesso si è staccato un altro corridore, sembrerebbe Balli, ed è Balli che esce dal gruppo per riportarsi sulla coppietta che sta cercando di raggiungere i 4 davanti. Ricordiamo l'Italia e Pellegrini. In questo momento vediamo anche altri corridori che cercano di uscire da quello che è il folto del gruppo. Vediamo qui Anzalone e Tempesti, quindi non ci stanno gli atleti ad arrivare distaccati dal quartetto che è al comando e cercano in tutti i modi di ricucire il gap che si è creato, anche se
il gruppo un po' a pezzetti sta cercando di riportarsi sotto, e con le immagini siamo al chilometro 63 in questo momento. I quattro insistono con la loro azione, riescono a mantenere un vantaggio, anche se in questo momento è sceso perché il gruppo è segnalato a 35 secondi, quindi con il numero 37 Cecchi, poi con il 106 Nesti, il 117 Simoni e il 130 Colombini hanno diminuito il loro vantaggio sul folto del gruppo. Ci viene segnalato anche un terzetto alle loro spalle, presto vedremo di chi si tratta, vedremo se riusciranno ad accodarsi al quartetto di giornata che ha caratterizzato questa gara della 1-2, che sono andati in fuga al primo giro prima dell'asperità del Santa Maria a Monte, che sono in fuga da ben 64 km. Eccolo qua il terzetto che ci veniva segnalato in precedenza, vediamo Inglima con il 125, poi 38 Cominale, il 138 e Cantini, quindi a una quindicina di secondi questo terzetto dal quartetto di testa, gruppo che ha recuperato fortemente lo svantaggio che si era creato, quindi adesso ha un ritardo di 35 secondi. Possiamo dire che si sta rifacendo sotto, si sta facendo più debole la pedalata dei quattro davanti, e vedremo, ed eccolo qua il gruppo che è trainato in questo momento dagli atleti della pratica. Adesso anche la CA Montemurlo che si mette davanti, e Balli sempre con il 120 che sta cercando di ricucire quello che è lo svantaggio. Con rimaste poche unità all'interno del gruppo, anche la salita del Santa Maria a Monte ha fatto la sua selezione qui oggi, quindi gara molto impegnativa che si sta correndo sotto un caldo veramente torrido, una giornata veramente afosa, quindi gara resa molto difficile non solo dal percorso ma anche dalla difficoltà della temperatura. Siamo sempre davanti in questo momento, ormai chilometro 79, quando ci avviciniamo nella località di Santa Maria a Monte. Siamo quasi allo sculmino in questo momento nella località di Santa Maria a Monte, ed ecco inizia la discesa in questo momento, ed è il numero 106 Nesti che prova ad avvantaggiarsi. Adesso passa in questo momento un altro suo ex compagno di fuga a 18 secondi con il numero 130 era Colombini. Adesso in questo momento sta passando invece tutto quello che rimane del gruppo. Ci avviamo verso le battute conclusive ormai di questa gara, questo campionato regionale valido per le categorie 1-2, quindi sono rimasti solo in due davanti in questo momento. C'è un gruppetto, come vi dicevo, a 30 secondi che era composto dal numero 129 Arzilli, 115 Ramacciotti e 124 Pellegrini e 120 Balli, che stavano cercando di riportarsi su coloro che erano riusciti a resistere alla rimonta da dietro. Quindi vi ricordo era passato con il 106 Nesti e 18 secondi da lui Colombini. Vedremo se riusciranno ad arrivare all'arrivo oppure saranno ripresi. Siamo a 1 chilometro ormai dalla conclusione, ultimo chilometro, e vediamo sempre Nesti davanti che cerca di portare ormai questa vittoria nelle sue tasche. Nesti che è partito all'inizio di questa gara, il primo giro, insieme ad altri 3 compagni di avventure, che in questo momento sta cercando di desistere dalla rimonta del gruppo. Vedremo se riuscirà quello che è rimasto del gruppo a riportarsi su Nesti. Siamo ormai vicini alla conclusione ed eccoci qua ormai in vista del traguardo. Siamo ormai a 300 metri dall'arrivo e alza già le mani in questo momento Nesti della categoria 2, corre per l'Agliana Ciclismo Andrea Nesti, che alza le mani e che arriva in questo momento a braccia alzate per la vittoria di questo campionato regionale. Andrea Nesti, e dopo di lui sta arrivando colui che aveva cercato di insidiarlo fino alla fine con il numero 130 Colombini. Adesso è volata generale per quanto riguarda le posizioni di rincalzo e per la vittoria del campionato regionale nella categoria A1, e dunque per la 1 vince Benedetti Gabriele della Falaschi davanti a Cecchi, Forasassi, Suvereti e Trinci. Nella categoria A2 invece il vincitore, come abbiamo visto, è Nesti davanti a Colombini, Fiorenza, Fanelli e Pellegrini. Quindi già assegnate ormai le prime 2 maglie per quanto riguarda questo campionato regionale della 1 e della 2. Ricordiamolo, nella 1 vittoria di Benedetti e per la categoria 2 invece vittoria di Andrea Nesti. Quindi per ora le maglie sulle casacche della Falaschi e della Agliana
della Liana Ciclismo. Ci prepariamo intanto a seguire, mentre vediamo arrivare anche gli ultimi atleti di questa prima prova, ci prepariamo a vedere anche la gara relativa alla categoria 5 a 6 e donne che parte in questo momento. Quindi è anche per loro un percorso di 28 km che si svolgerà su questa strada che parte dalla rotta per poi toccare le località di Pontedera, poi Montecalvoli, salire su per Santa Maria a Monte, poi 4 strade per ritornare nuovamente a Santa Maria a Monte, scendere giù a Ponticelli, poi ritornare verso l'arrivo della rotta. Per loro, a differenza della categoria 1 e a 2, come dicevo in precedenza, qui la 5 a 6 e donne dovranno compiere in tutto 56 km per un totale di 2 giri. Dunque sono partiti in questo momento la seconda batteria, possiamo dire, di questa giornata, e vediamo subito gruppo che si sta muovendo ancora molto tranquillo, non è una partenza molto attiva come quella precedente, e quando siamo in località ormai la rotta, già percorsi 28 km di questo primo giro, troviamo 3 attaccanti di giornata, sono con i numeri 67, 69 e 66, con il numero 67 Brondi, poi con il numero 69 Menconi e con il numero 66 Poggetti, che hanno un leggero margine di vantaggio su degli inseguitori. Quando conclude in questo momento il primo giro suona già la campana dell'ultimo giro, 20 secondi su un inseguitore che ci viene segnalato, ed eccolo qua che passa in questo momento sotto le nostre telecamere. È Lenzi che transita a 20 secondi dal terzetto di testa, mentre a 25 secondi il gruppo che abbiamo visto tirato dalla maglia del campione europeo Alessandro Fiesoli, che tiene molto a vincere quest'oggi una maglia in più nel suo carnier, quella del campione di campione regionale. Qui con il numero 49 invece è Braccianti della CA Montemurlo, e vi ricordo il ritardo del gruppo su Brondi, Mencioni e Poggetti, che sono i 3 attaccanti di giornata partiti subito al primo giro, è di in questo momento 25 secondi, quindi vantaggio minimo per quanto riguarda i 3 attaccanti, sempre Fiesoli davanti. Quando ritransitiamo presso la località della rotta siamo passati in questo momento sotto l'arrivo, ma gruppo che non si sta organizzando, quindi potrebbe essere favorevole all'azione dei 3 che abbiamo davanti. Ricordiamolo, questa è la partenza relativa alle categorie A5, A6 e alla categoria femminile, che dovranno percorrere 2 giri di questo percorso lungo 28 km. E con le immagini ci spostiamo sulla salita ormai di Santa Maria a Monte, salita molto impegnativa che vede i 3 al comando. Vi ricordo sono sempre Poggetti, Brondi e Mencioni, che stanno affrontando questa unica però molto dura asperità che li porterà poi nel centro di Santa Maria a Monte. Vantaggio che aumenta sul gruppo, e quindi il gruppo segnalato ormai a 40 secondi e scollina in questo momento da solo su a Santa Maria a Monte con il numero 66 Poggetti, e stanno transitando adesso anche i suoi 2 compagni di fuga, ma sono lì a una ventina di metri. E sempre con le immagini con gli attaccanti che stanno sempre per transitare nella località di Santa Maria Monte, che stanno cercando di riportarsi su Poggetti, che si era avvantaggiato nell'ascesa, mentre dietro vediamo la reazione del gruppo con il numero 65 Nidiaci. Poi troviamo anche Fiesoli, che sono riusciti ad evadere da quello che era il gruppo e stanno cercando di riportarsi sui 3 attaccanti, quindi azione di forza da parte di Nidiaci, che ha rotto gli indugi e che sta cercando di recuperare il gap ormai creato anche in precedenza dagli 3 atleti, quindi vantaggio che va a diminuire. Sono 20 secondi che ormai vede il gruppetto di testa nei confronti dei 2 immediati inseguitori. Qui transitano davanti alle nostre telecamere adesso con il 233 Anfuso della categoria A6, con il 244 Loconte sempre della categoria A6. Hanno cercato di replicare l'azione di Nidiaci e Fiesoli. Qui quello che rimane ormai del gruppo, che viene segnalato a 50 secondi dalla coppia al comando, quindi ha recuperato in questo momento il gruppo, e siamo
passati adesso con le immagini a 5 km dall'arrivo, che vede il gruppo compatto, quindi ci portiamo verso le battute conclusive anche di questo regionale della categoria 5 a 6 e donne, un gruppetto forte di una quindicina di unità, scatti e controscatti per vedere chi potrà riuscire ad evadere dal gruppo per non voler affrontare una volata generale. E quindi sempre il gruppo compatto che si sta portando in questo momento nelle battute conclusive, 4 ormai chilometri all'arrivo, un Fiesoli in seconda posizione in questo momento, e vedremo chi avrà la meglio fra gli 11 ormai rimanenti di questo gruppetto e di quello che è il gruppo. Fiesoli stringe le scarpe per prepararsi alla volata conclusiva. Vediamo, abbiamo visto anche con il numero 47 appunto Fiesoli, con il 66 sempre Poggetti, poi Brondi e Menconi che erano i primi attaccanti di giornata. Ormai siamo con le immagini sull'arrivo, nell'attesa che arrivino anche gli atleti di questa categoria. Vedremo chi si andrà ad aggiudicare questo campionato regionale della maglia del campione europeo. Fiesoli che si porta in testa in una volata a ranghi compatti, ed è Fiesoli che va a vincere per la categoria 5 davanti a Menconi, poi Braccianti, Giudice e Lenzi. Per quanto riguarda la categoria 6 invece la vittoria va all'Oconte davanti a Franceschi, poi a Anfuso, Gastasini e Pannini. Per la categoria invece delle donne la vittoria va a Bagnoli Stefania della Ciclo Sovigliana davanti a Turchi Daniela e Guerri Elena. Quindi conclusa anche questa seconda prova relativa alle categorie a 5 a 6 e donne, e subito ripartiamo con le immagini con la partenza della categoria A3, quindi penultima batteria a partire quest'oggi. L'ultima che prenderà il via sarà la categoria A4, e subito una partenza fulminea che è caratterizzata da scatti e controscatti di coloro che sono all'interno di questo gruppo e che cercheranno sicuramente di portarsi davanti nelle battute che caratterizzeranno anche questo campionato regionale relativo alla categoria A3. Quindi partenza, come vi ricordavo, veramente fulminea per questa batteria. Vi vorrei ricordare anche coloro che oltre a S La Rotta hanno organizzato questa manifestazione, ovvero la Fossetti Costruzioni. Poi abbiamo avuto anche l'aiuto di Ergomotion Center, e con le immagini siamo già nel vivo della gara con il numero 65 Mazzuola che al chilometro 18 ha un vantaggio minimo sul gruppo, infatti solo 100 metri sul gruppo che lo insegue a distanza ravvicinata, non lo vede nel mirino, non vuole far andare via, quindi molto controllata nonostante gli scatti che ci sono. Le immagini ci inquadrano in questo momento Santa Maria a Monte, ci portano sulla salita che vede questi corridori affrontarla per la prima volta. Quando siamo al chilometro 40 viene affrontata in gruppo compatto l'asperità di Santa Maria a Monte, che come vi ricordavo anche nelle categorie precedenti dovrà e vedrà i partecipanti sbucare poi nell'abitato di Santa Maria a Monte per poi riportarsi verso Quattro Strade e risalire nuovamente a Santa Maria a Monte per poi scendere a Ponticelli e ritornare verso l'arrivo. Giro di 28 km per un totale di 84 km per quanto riguarda la categoria 3, che ha preso il via in questo momento. E quando siamo allo Scollino nel centro abitato Santa Maria a Monte abbiamo visto i corridori che erano passati tutti insieme, ma ci spostiamo avanti al chilometro 56 quando siamo verso la zona di arrivo, verso il suono della campana, ed è Pierini con il numero 59 che ha anche lui un minimo vantaggio sul folto del gruppo, quindi gruppo che non lascia molti spazi per questa categoria della 3, gruppo che controlla veramente molto bene quelle che sono le fasi di attacco di coloro che non vogliono e che non preferiscono un arrivo a ranghi compatti, ed è la Baldo Stefan che in questo momento sta facendo l'andatura. Abbiamo visto con il numero 52 Cafaro che stava lavorando per i suoi compagni, stava cercando di rientrare in questo momento sotto Pierini, che aveva, come vi ricordo, 100 metri di vantaggio su quello che era il folto del gruppo, che adesso passa sotto le nostre telecamere anche se allungato, e nuovamente cambia la situazione al comando, quindi riaffrontata nuovamente l'asperità del Santa Maria a Monte.
viene diviso quello che è il gruppo in testa e siamo al chilometro 72 e vediamo un gruppetto composto da una decina di corridori. Quando siamo ormai all'ultimo chilometro abbiamo visto pollacchi anche grandi in questo gruppo, vedremo dunque se ci sarà qualche outsider che riuscirà ad evadere oppure sarà anche qui un arrivo a ranghi compatti. Attendiamo in questo momento la volata sul rettilineo qui alla rotta per vedere chi si aggiudicherà questo campionato regionale relativo alla categoria amatori WISP. Questa prova valida per la categoria A3, tutto pronto ormai per attendere l'arrivo di quello che era rimasto del gruppo che si era nuovamente spezzato su Santa Maria a Monte, ed è volata generale, maglia Baldo Stefan davanti ed è Cittadini della Baldo Stefan che vince davanti a Grandi, poi Desideri, Giraldi e Panati, quindi vittoria per la Baldo Stefan in questa prova della relativa alla categoria 3, quindi maglia di campione regionale sulle spalle di Cittadini Francesco, che dopo una volata imperiale va a prendersi la maglia. E adesso stiamo vedendo arrivare anche tutti coloro che erano rimasti più attardati e che stanno portando a termine ormai la loro prova qui sul percorso della rotta, percorso ricordo impegnativo, dato difficile anche dalla presenza della salita del Santa Maria a Monte, e dunque ci prepariamo all'ultima partenza di giornata, partenza relativa alla categoria A4, quindi anche per loro 84 km, 28 km a giro, sempre le solite asperità, sempre la solita routine, quindi partenza dalla rotta per poi andare verso Pontedera, poi Monte Calvoli, si sale nuovamente su Santa Maria a Monte per riscendere nella località di Quattro Strade e risalire poi su Santa Maria a Monte. La discesa che poi vedrà i corridori in picchiata verso Ponticelli e un tratto di pianura, l'ultimo, che li porterà verso l'arrivo della rotta, quindi partenza anche per quanto riguarda l'ultima categoria, quella della 4, ultima categoria di giornata. Vi ricordo più di 200 i partenti per questo campionato regionale amatori riservato agli amatori iscritti alla WISP. Dunque chilometro 28, gruppo che si è frazionato nell'asperità di Santa Maria a Monte, quindi si sono formati, possiamo dire, due gruppi, quello di testa composto da una trentina di unità e quello inseguitore composto da tutto il resto di coloro che stanno inseguendo. Quindi siamo già al termine del primo giro dei 3 in programma e si va a transitare con questa situazione di un gruppo forte di alcune unità davanti che hanno preso il largo sull'asperità del Santa Maria a Monte, sempre contagiri 2 giri scusate, alla conclusione, nell'attesa che in questo momento transiti il gruppo, e il ritardo del gruppo è di 1 minuto prima, quindi 1 minuto prima il ritardo del gruppo, che creato questo svantaggio dall'asperità del Santa Maria a Monte. Ricordiamolo, un'asperità che già è dura di suo, poi inclusa in un contesto come quello di oggi dove la giornata è veramente afosa, è veramente una corsa dura, quindi resa dura sia dal percorso che dalla temperatura. Da dietro si cerca di rimontare per riandare sui corridori al comando e cambia nuovamente la situazione. Dal gruppetto di testa al chilometro 37 esce con il numero 179 Giorgio Baroni, che ha 1 minuto e 10 sul gruppetto che avevamo detto prima, quindi Baroni ha rotto gli indusci anche da coloro di cui faceva parte, quindi sta cercando un'azione solitaria tutta da solo. Quando siamo al chilometro 37, al secondo giro, ne manca ancora 1,5 dietro i compagni che controllano la situazione per vedere che nessuno possa riuscire ad andare a riprendere il corridore davanti, e anche dal gruppo si cerca di sollevare l'andatura per ricongiungersi a coloro che avevano preso il margine di vantaggio sull'asperità del Santa Maria a Monte. Questi corridori accusano un vantaggio invece di 1 minuto e 40 secondi, quindi 1 minuto e 40 secondi da Baroni e 40 secondi dal gruppetto che invece faceva parte della fuga principale. Ritorniamo con le immagini su Baroni nell'asperità di Santa Maria a Monte, e per questa volta affronta tutto da solo, si volta, non si vede, si vede in lontananza il gruppo. Intanto abbiamo visto anche Mauro Nesi della CA Montemurlo sulle strade
di questo campionato regionale. Dunque sta per arrivare quasi in cima Giorgio Baroni e dietro è un suo compagno di squadra in questo momento che cerca di riportarsi con il battistrada evidentemente per una collaborazione, perché in due si può sicuramente andare meglio, ed è con il numero 192 in questo momento Baldini che si riporta su Baroni e lo incita a mettersi a ruota per proseguire assieme, ma Baroni sembra ormai con una pedalata abbastanza pesante, anche se il duetto si forma. Qui invece tutti coloro che erano rimasti dietro, abbiamo visto anche la maglia di campione italiano di Panconi, abbiamo visto anche Caleo e Giorgi, quindi stanno passando anche tutti gli altri in questo momento dalla Spirità di Santa Maria a Monte. Ci stiamo portando verso la conclusione anche del secondo giro, adesso con il numero 164 appunto vediamo Caleo insieme a lui Giorgi, quindi capovolta nuovamente la situazione, stati ripresi Baldini e Baroni. Adesso al comando troviamo appunto Caleo e Giorgi che stanno animando questa, possiamo dire, ultima categoria di questo campionato regionale. Ultimi ormai 28 km per questa corsa, vedremo se riusciranno a prendere un vantaggio interessante oppure saranno ripresi dal gruppo. Intanto ci comunicano la presenza sul percorso dell'assessore allo sport del comune di Pontedera Matteo Franconi, quindi anche le autorità si sono portate su questo percorso per assistere a questa gara relativa, vi ricordo, a categoria amatori. E adesso è Panconi che cerca di portarsi al comando, è Panconi che cerca di rialzare l'andatura e di intraprendere un giro da solo. Sta cercando l'attacco il campione italiano per vedere di riuscire ad arrivare da solo al traguardo. Dietro sono sempre gli uomini del Cicli Falaschi che controllano, stanno cercando di riportarsi su Panconi in queste battute conclusive. Ormai possiamo dire gli ultimi 28 km, vi ricordo siamo sempre alla rotta, poi dovranno passare da Pontedera sulla salita poi di Santa Maria a Monte per riscendere a Ponticelli e poi nuovamente direzione verso la rotta. Ormai questo è quello che rimane del gruppo per quanto riguarda la categoria A4, e quando siamo all'ultimo chilometro ormai, dopo nuovamente l'asperità del Santa Maria a Monte, ricambia la situazione al comando. Troviamo con il numero 183 Giorgi che aveva provato anche antecedentemente con Caleo, quindi Giorgi ormai non vede nessuno al suo inseguimento, ha un vantaggio ormai rassicurante Giorgi che sta affrontando queste ultime battute, ultimi ormai 500 metri per lui. Dunque ormai la vittoria per quanto riguarda la categoria A4 di Maurizio Giorgi della Futura Sport Cicli Falaschi. Si prepara per alzare le mani, si volta ancora indietro ma non vede nessuno, quindi alza le mani al cielo e vittoria per Maurizio Giorgi per questa ultima categoria, quella dell'A4 che caratterizza questo campionato regionale. Vediamo coloro che stanno arrivando di dietro alle sue spalle, una volata contesa ed è Berni Massimo davanti a Ballati, Caleo e Parenti. Dunque si conclude così questa giornata di ciclismo con questi campionati regionali relativi alla categoria amatori. Vi ricordo Benedetti, Nesti, Cittadini, Giorgi, Fiesoli, Loconte e Bagnoli i campioni regionali amatori della categoria WISP. E adesso andiamo a sentire le dichiarazioni degli organizzatori di questa gara. Caponi Federico, presidente della S La Rotta e organizzatore di questo campionato regionale oggi. Insomma Federico, una bellissima giornata, grande sole, la salita di Santa Maria a Monte che dava un po' di problematiche, però una bella gara alla fine di tutti i giochi. Sì, una bella gara selettiva, tanti hanno detto il percorso duro, d'altra parte era un campionato toscano, un toscano si presume che vinca, diciamo, un atleta piuttosto forte. Sono contento della partecipazione, sono contento di tutto ciò che abbiamo fatto, per come è andata la manifestazione. I ringraziamenti ovviamente vanno a tutti gli sponsor, tutti quelli che ci danno una mano, in particolare a tutti i miei amici, diciamo, del gruppo dell'associazione sportiva, perché abbiamo presidiato con persone a terra tutti vivi, quindi diciamo anche a livello sicurezza pensiamo di aver fatto un buon lavoro.
Marianelli Dino, presidente della WISP di Pisa. Insomma Dino, 200 partenti a questo campionato regionale, ti diceva prima anche con Federico, molto impegnativo, ma anche da parte vostra insomma una bella organizzazione. Sì, noi abbiamo fatto un bel lavoro. Quando il comitato regionale ci ha assegnato questo campionato alla provincia di Pisa, io meglio di Federico non sapevo a chi darlo, perché dare il campionato toscano a Federico lì vuol dire essere non buone, più che buone. Ecco, si diceva, come dicevi prima Federico, un organizzatore possiamo dire d'oro, e ti volevo ricordare, si ricordava insieme, che comunque sono partiti ben 200 corridori, quindi tanti per essere comunque sia anche un campionato regionale. Un campionato regionale selettivo com'è, e da una parte ha detto bene Federico, dice un campionato non è che si possa fare tutta la pianura, bisogna metterci anche un po' di salita, perché a regola dovrebbe vincere sempre il migliore. Una grande giornata qui alla Rotta, insomma un ringraziamento alla SD, all'associazione sportiva che ha organizzato questo evento, che in questi anni si è candidata sempre ad ospitare eventi importanti. Insomma oggi è veramente una bella giornata, Pontedera, il nostro territorio, protagonisti di questo evento regionale della WISP, alla quale insomma va il nostro ringraziamento per aver scelto la nostra città per disputare questa importante iniziativa.